Ogni anno li vediamo passare, mammutoni e suadores, maschere nere, campanacci, la folla applaude e fotografa. Ma noi ci siamo chiesti chi sono davvero? Cosa sono i mamutones e gli soadores? Sono delle maschere tradizionali. Mamutones sono delle maschere tradizionali che si usano da anni, però non si sono trovate le tracce. I mammutones e gli soadores cacciano via gli spiriti maligni. Per me i mammutones e gli soadores sono i mammutone e le pecore e gli soadori i pastori e cercano di scacciare via gli spiriti. Per me i mammutones e gli soadores sono due maschere famosissime che viaggiano per tutto il mondo. Gli soadores sono i pastori e i mammutones sono le pecore. Per me le maschere di mammutones sono la nostra tradizione. Per me i mammutones e i soadores cacciano via il maltempo e lo fanno tornare col sole. Per me i mammutones e gli soadores sono dei costumi che ci rappresentano. Per me i mammutones e gli soadores sono le maschere che sfilano ogni anno. Per me i mammutones e gli soadores sono delle maschere che hanno iniziato la nostra vita e scacciano via i pensieri brutti e le brutte cose. I mammutones e gli soadores sono una tradizione di Mammoiada che ci fa diventare orgogliosi di noi. Arrivava il carnevale e i campanacci non c'erano più, nessun suono di pecore, nessun suono di mucche, stava per succedere qualcosa. La campagna era muta. No, ma quando scolpisci la maschera cosa senti? È un'emozione forte e in ogni maschera ci metto l'anima e la faccio vivere. Nonno fa le maschere di legno, ma la maschera non è un oggetto, è una storia che deve essere raccontata. Cosa sentite quando la toccate? Quando l'ho toccato ho sentito che erano cerchi dentro cerchi. Quando l'ho toccato ho sentito delle incisioni. Ho sentito dei gusci di lumaca. Ho sentito delle montagnette e poi delle fosse. Ho sentito un labirinto. Ho sentito una pietra che andava sull'acqua. Io ho sentito e ho pensato quando gli uomini hanno inciso questi cerchi e come l'hanno fatto. Ho sentito una pietra che è caduta nel ruscello. Ho sentito nel tatto dei bastoni di legno. Sulla perdapinta ci sono dei segni, cerchi dentro cerchi sembrano. Sembra che è caduta una goccia che abbia fatto tutti questi cerchi. Chi può averla fatto? Le chiamano Domus Deianas, case delle fatte, ma non ci vivevano le fatte, ci venivano seppelliti i morti che dalla terra nascevano e nella terra dovevano tornare. Qualcuno dentro la roccia ha scolpito un toro.
perché il toro era la forza che rendeva la natura fertile. Scolpire nella pietra vuol dire di non dimenticarlo. Camminano lenti, insieme, portando un peso enorme. Rappresentano la fatica dell'inverno e il tempo dell'attesa. I soadores tengono la fune, non per catturare, per tenere insieme. La comunità è questo, un legame che non si spezza, anche quando il peso è grande. Cosa hai sentito quando hai preso i campanacci? Ho sentito peso e allegria. Cosa si perde quando non si capisce più il significato? Chi sei? Sei il peso di chi ha lavorato a terra prima di noi. Sei il silenzio della campagna muta. Sei il filo che ci tiene legati a loro. A me mi ha colpito dei Mammutoni e dei Soadores il ritmo. Mi è piaciuto tanto il suono dei campanacci. E il loro costume tradizionale Sono i colori da come si muovono. e il suono forte dei campanacci. È stato il suono. La diversità tra i colori degli Soador e dei Mammutoni. Tutti gridano ci sono arrivati. Presentano la vita reale. I loro salti. Il loro colpo di campanacci è come una sveglia che sveglia natura. Come le persone che si seppellivano, anche la maschera si seppellisce ogni anno e rinasce sempre come un filo che non si spezza mai.